l'approvazione del decreto-legge sul via libera ai test sierologici su 150.000 persone, partiranno le chiamate a cittadini selezionati per il campione Istat. Un call center di 300 persone della Croce Rossa è già pronto e a breve cominceranno i primi prelievi. Individuati tutti i laboratori in ogni regione per gli esami. Le persone fragili potranno fare il prelievo a domicilio. Il ministro Boccia ha detto di comprendere l'esigenza delle regioni di avere un quadro che consenta loro di avviare le riaperture differenziate e condivide l'esigenza di averlo in tempi brevi. Però ricorda che eventuali ordinanze regionali emesse prima delle nuove misure dovranno essere riformulate sulla base delle linee guida nazionali elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico. Confermato lo sciopero dei benzinai di 48 ore dalle 22 del prossimo 12 maggio fino alla stessa ora del 14 nelle aree di servizio della viabilità autostradale ed assimilabile. Nonostante i fattori di crisi siano evidentemente generalizzati, il governo ha adesso il dovere tassativo di prendere atto, agendo di conseguenza, che i gestori carburanti sono la categoria di piccole imprese più colpita dalla conseguenza dell'emergenza Covid-19, anche considerando l'alto rischio sanitario che implica di per sé l'attività di distribuzione carburanti. Con un'attività che per il suo carattere essenziale non ha potuto chiudere e da cui non è stato neanche consentito di ridurre orari ed applicare turnazioni per contenere i costi e utilizzare almeno la cassa integrazione, le imprese di gestione, in particolare in autostrada, hanno continuato a garantire il servizio 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, malgrado oltre 2 mesi di vendite letteralmente crollate in media del 92%. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha detto che da oggi inizia una nuova fase nello sviluppo delle strategie di contrasto al coronavirus, con una indagine attraverso i test sierologici che servirà per aprire una stagione in sicurezza. Nel Lazio verranno eseguiti 300.000 test sierologici alla presenza dell'assessore alla sanità Alessio D'Amato e del direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito. Si tratta della più grande indagine di sieroprevalenza mai condotta in Italia. I test sierologici coinvolgeranno personale sanitario, appartenenti alle forze dell'ordine, ospiti e dipendenti delle RSA, su base volontaria e con il consenso informato per comprendere come il virus è circolato nella comunità. I test non daranno una patente di immunità, ma si conta di avere la conferma che il tasso di circolazione del virus nel Lazio è attorno al 3% e per gli asintomatici la conferma della stima all'1%.